Oggi il Sor Optimist pone l'accento su Adolescenti 3.0, una sfida a colpi di tablet, di smartphone. Perché avete scelto questo argomento e come lo state trattando, con quali risultanze? Ma l'argomento è stato scelto perché il Sor Optimist è un club, un'associazione femminile che opera per promuovere delle azioni a favore delle donne, e quindi è importante guardare a quello che succede nella società, a dove vanno le nuove generazioni. Questa tematica quindi riflette l'importanza che il web, le nuove tecnologie, i nuovi media e i social network hanno nella vita degli adolescenti, e di conseguenza ci siamo chiesti come queste nuove tecnologie, i social network, incidono nella creazione dell'identità femminile, dell'identità maschile, come incidono nel modificare le relazioni, le modalità di comunicazione e in definitiva nella quasi scelta di come si vuole essere donna, come si vuole essere uomo. Francesco Pira, come sono cambiati i rapporti umani tra nativi digitali? Ma diciamo che oggi noi parliamo di adolescenti 3.0 perché abbiamo capito che sta cambiando il modo di comunicare, ma soprattutto sta cambiando il modo di relazionarci. Noi siamo costantemente connessi, però questo non significa che poi abbiamo delle relazioni. Il gioco è tutto lì, cioè capire come avere relazioni e come far diventare le nuove tecnologie una grande opportunità e non farle diventare solo una fonte di pericolo. Don Baldo Reina, come possono porsi i genitori rispetto a questi adolescenti 3.0? I social network è un problema, una risorsa, una sfida, cosa? Ma indubbiamente è una grande opportunità, è una grande sfida, però per affrontare le sfide bisogna essere attrezzate, bisogna avere la consapevolezza che quella è una sfida e bisogna, a mio avviso, accompagnare, perché le sfide non si affrontano meccanicamente. Io penso, se posso fare idealmente un appello ai genitori, che serva molta vigilanza, molta intelligenza, molta prossimità nei confronti dei figli, cioè bisogna recuperare una relazione autentica con i figli, cosa che certamente molti genitori fanno, e se c'è la tendenza a delegare ai mezzi di informazione o ai social network, bisogna fare in modo che i figli e le figlie abbiano un ottimo rapporto con mamma e papà. È indubbio che comunque in quest'era digitale sia fortemente messa in pericolo la privacy di ciascuno di noi. Sì, sicuramente l'utilizzo di questi mezzi di comunicazione digitale permette l'evasione e la fuga di notizie che ci riguardano. In realtà siamo noi stessi che li facciamo fugare, li mettiamo in questi canali e non sappiamo quali possono essere le conseguenze, in quanto queste notizie che noi immettiamo possono addirittura fare il giro per il mondo, utilizzati per degli scopi che noi non potevamo neppure immaginare, sia a livello giudiziario, sia comunque da soggetti che sicuramente non ci hanno prima chiesto il permesso.